C'è un patrimonio di albi illustrati, di libri pluripremiati, di sculture, di illustrazioni meravigliose e inedite. E la possibilità di incontrare degli illustratori, di fare dei laboratori insieme, di poter ascoltare delle letture animate e divertirsi tra bambini e insieme alla propria famiglia. Quando il mondo corre ci si ferma, si entra alla casa della fantasia e ci si immerge in questo mondo illustrato per riposarsi, ma per nutrirsi di arte, di letteratura per l'infanzia di altissima qualità e c'è la possibilità di divertirsi creando attraverso i workshop creativi. Una mostra per tutti. È dedicata sicuramente ai bambini, però l'arte e gli illustratori parlano a tutti, per cui direi che è rivolta proprio a tutti. Una mostra che ormai ha assunto un carattere e un livello internazionale perché i maggiori esperti di editoria per l'infanzia, quindi illustrazione e letteratura, fanno riferimento a Sarmede. Tanto è vero che quest'anno ospitiamo 17 artisti provenienti da tutto il mondo, abbiamo un ospite d'onore di fama internazionale francese che appunto ci allieta con 60 suoi originali in acrilico su tela. Pertanto questo sta a dimostrare il lavoro che la Fondazione Zavrel in concomitanza e in unione con l'amministrazione comunale sta portando avanti ormai da parecchi anni. Proprio attraverso la fiaba vogliamo rivitalizzare tutti quei piccoli borghi delle nostre frazioni che ahimè si stanno spopolando proprio attraverso dei percorsi di fiaba. Abbiamo già fatto 2 meeting con artisti austriaci ed italiani che ci hanno lasciato delle opere che appunto segneranno il percorso lungo il paese. Oltre a questo abbiamo già una novantina di affreschi che richiamano sempre il tema delle fiabe, che decorano edifici sia all'esterno che all'interno e che richiamano un po' quella che era la volontà di Stepan Zavrel, perché ricordiamo che tutto è partito da questo grande artista boemo che si è innamorato di Sarmede e che, essendo lungimirante, guardando un po' in là con grande intelligenza, ha sviluppato quello che oggi è Sarmede. Altrimenti io penso sarebbe rimasto un piccolo paese della Pedemontana Veneta poco conosciuto. La mostra si inaugura sabato prossimo, sabato 26, e dura fino al 16 di febbraio. Quest'anno abbiamo ripreso il tema del fantastico con i mostri e quindi ci sarà una parte della mostra dedicata al tema dei mostri con dei libri, e abbiamo anche, dopo alcuni anni di ospiti italiani, diciamo, abbiamo un ospite francese che quindi arricchisce il panorama. È un illustratore francese molto famoso che ha pubblicato 10 libri in italiano e quindi siamo contenti anche di questo. Sarà presente all'inaugurazione